Innanzitutto grazie per l'iniziativa, mi ha fatto piacere poterla condividere come abbiamo condiviso anche noi l'iniziativa che avevamo fatto sulla commissione d'inchiesta dopo la prima ondata, che era prima firma nostra, e questa mi fa piacere che è stata condivisa da tutta l'opposizione, perché credo che quando si lavora nel merito dei problemi non bisogna puntare a risolvere i problemi e cercare di lavorare tutti assieme per risolverli, appunto. Come hai detto tu, ormai le scuse con cui hanno bocciato la commissione d'inchiesta lo scorso anno sono cadute tutte, perché ci dicevano che siamo i più bravi del nord-est ed è vero che eravamo i meno colpiti del nord Italia nella prima ondata, ma non lo siamo né sicuramente nella seconda e terza ondata. Io se posso volevo mostrare questo grafico. Se vedi l'eccesso di mortalità, dati Istat dei primi 3 mesi, siamo al primo posto. Per cui è vero che nella prima ondata eravamo i meno colpiti, ma nella seconda e terza ondata siamo stati purtroppo settimanalmente, mensilmente al primo posto sul tasso di mortalità, con percentuale molto spesso doppia rispetto alla media nazionale. Per cui la scusa, no? Siamo stati bravi, non serve capire, anche se c'erano molte cose da capire nella prima ondata, perché Trieste aveva avuto il 60% degli anziani positivi nelle case di riposo, degli operatori colpiti, e quindi c'era il problema della nave, c'erano molte cose da chiarire, ma che non hanno voluto approfondire, e questo sarebbe stato molto utile proprio per affrontare meglio la seconda e la terza ondata. Non ci hanno voluto ascoltare, ce l'hanno bocciata, e adesso siamo di nuovo qui. Mi ricordo che all'epoca ci dicevano un'altra scusa per cui non fare una commissione, questa volta l'abbiamo chiamata speciale, proprio per non dare adito a strumentalizzazioni, era quella del fatto che non si fanno commissioni d'inchiesta su questo argomento così delicato. È peccato che l'hanno proposta loro in altre regioni e la stanno chiedendo praticamente quotidianamente a livello nazionale con la Salvini e la Meloni, quindi un'altra scusa che è caduta. L'ultima scusa, giustamente come ricordavi tu, è quello di rimandare la discussione in terza commissione. Questo penso sia il fatto più vergognoso che abbiamo in questa legislatura. Abbiamo una terza commissione in cui, anche se chiediamo audizioni secondo il regolamento, l'articolo 35, che dovrebbero essere dati entro 10 giorni quando un terzo dei commissari lo chiede, aspettiamo da 6 mesi l'audizione sui piani pandemici, l'illustrazione dei piani pandemici. Aspettiamo da anche altri circa 6 mesi l'audizione dei sindacati. Aspettiamo da 7 mesi di finire l'audizione sulle case di riposo. Ecco. E domani avremo questa audizione con il dirigente, il presidente dell'associazione anestesisti e rianimatori da una parte, e dall'altra avremo 3 direttori generali, 3 direttori sanitari, 3 responsabili dei servizi di rianimazione, più il direttore centrale e l'assessore, che tutti naturalmente difenderanno la loro versione dei fatti. Ecco, credo che sia praticamente una corte marziale che si ripete, perché l'hanno fatta all'inizio del mese a Palmanova, ma io non tollero che si tratti così i professionisti che lavorano in prima linea e che si venga a fare questo spettacolo in commissione. Per questo mi sono fatto anche promotore di una raccolta firme per integrare questa audizione, e ringrazio tutti i colleghi che l'hanno sottoscritta, però credo che comunque domani non convocheranno il resto dei sindacati medici. Credo che sia una cosa veramente intollerabile, sia una cosa vergognosa nei confronti dei commissari, di noi che siamo del Consiglio regionale, che si piega alla volontà di un assessore che crea questi siparietti in commissione per difendere un po' le proprie posizioni, ma anche e soprattutto sia indecoroso, vergognoso nei confronti dei professionisti che hanno il coraggio di segnalare delle criticità e dove, oltre al numero delle terapie intensive, mi preoccupa ancora di più il fatto che in questi mesi non siano stati ascoltati, e come dicevano loro, che si ha addirittura paura di ascoltare quelli che sono i veri problemi. Per cui grazie a tutti i colleghi che hanno sottoscritto, in particolar modo al collega Moretti, che è il primo firmatario.